80.000 volontari su una popolazione totale della Marca di oltre 800.000 persone, tanti quanti gli abitanti di Treviso, una città nella città, quella rappresentata dalle persone che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo ed energie ad aiutare gli altri, arrivando a sollevare il disagio di 86.000 persone, soprattutto malati, disabili ed anziani. L'associazionismo in provincia di Treviso coinvolge dunque oltre il 20% della popolazione tra volontari ed assistiti. I dati sono stati presentati in occasione delle elezioni del nuovo direttivo di Volontari Insieme CSV Treviso, che nei prossimi giorni eleggerà il nuovo presidente. Un mondo, quello delle 545 associazioni no profit della Marca trevigiana, che si trova, come tutto il resto, a subire gli effetti della crisi, soprattutto per il calo dei proventi che provengono dalle fondazioni bancarie. Ma nonostante le difficoltà, proprio da Treviso parte una proposta importante per tutta la regione. Da questo territorio, che è vicino ai problemi delle persone, nasce una necessità che è stata rilanciata a livello regionale: gli stati generali del volontariato veneto. Da marzo partiranno i lavori per affrontare il cambio del mondo del volontariato. Speriamo di arrivare a fine luglio, con la nuova legislatura regionale insediata, a fare una proposta di riforma della legge regionale del volontariato.